Le polemiche sulla nomina di un assessore della Lega Nord nella giunta regionale siciliana con delega ai beni culturali e all'identità siciliana, divampate all'ARS, escono dalle stanze della politica e invadono i social. Oltre 23.000 iscritti in meno di 24 ore per un gruppo nato su Facebook lo scorso 13 maggio, quasi in contemporanea con la notizia della decisione del presidente della regione Nello Musumeci di affidare alla guida della Lega l'assessorato ai beni culturali. Il gruppo si chiama Fuori la Lega dalla Sicilia, noi beni culturali alla Lega. Vede volti noti del mondo della cultura locale come artisti, curatori, direttori di spazi espositivi o scrittori affiancati da attivisti e comuni cittadini che hanno scelto di schierarsi. Insieme adoperano lo spazio virtuale per polemizzare, commentare e soprattutto per diffondere approfondimenti e notizie legate alla vicenda. La comunicazione iniziale degli amministratori ha questo incipit. La delega dell'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana a un esponente della Lega Nord è un attacco diretto ai siciliani e alle siciliane. È inaccettabile che un partito che ha sempre fatto gli interessi del Nord, disprezzando la Sicilia, entri a far parte del suo Parlamento. La cosa più grave è però che il Presidente della Regione prenda una tale decisione senza consenso dei cittadini. Non mancano le iniziative di protesta, per il momento sotto il segno del distanziamento sociale. Molti membri del gruppo inondano di commenti negativi le pagine ufficiali dei politici più coinvolti, ma si discute anche di pianificare per la fase 3 e nel rispetto delle normative per l'emergenza Covid dei sit-in distanziati ai piedi di Palazzo d'Orleans. Su change.org è stata lanciata la petizione Fuori la Lega dai beni culturali della Regione Sicilia. Ne ha già raccolte più di 30.000. La petizione, diretta al governatore Nello Musumeci, dice tra l'altro: il futuro di questa scelta è dettato da evidenti interessi legati a giochi politici. Paradossare lasciare un assessorato così importante per lo sviluppo della Sicilia come quello dei beni culturali ad una forza politica che ha preso così pochi voti e che per storicità ha poca conoscenza delle necessità del territorio e della storia culturale della Sicilia stessa. Una forza politica che nello statuto ha tuttora come fondamento la creazione di uno Stato padano.